abbiamo approfittato del tutto della loro inferiorità, perché potevamo in alcune situazioni gestire meglio la palla e soprattutto rimanere con la linea difensiva un attimino più alta. Questo non lo abbiamo fatto, non è che abbiamo concesso tanto, abbiamo concesso qualcosa e sicuramente secondo me abbiamo fatto una buona prestazione in linea con il percorso di crescita che dobbiamo avere. Sicuramente dobbiamo fare dei passi in avanti perché così sul piano della mentalità, sul piano della compattezza nell'arco dei 90 minuti possiamo crescere ancora. Ecco, la seconda domanda che mi sovviene è perché Marcolin non al primo minuto? Marcolin non dal primo minuto perché davanti questa settimana ho visto bene anche Fasolo Calabrese e anche Marcolin e uno lo dovevo lasciare in panchina con l'obiettivo di farlo entrare come è successo e di risolvere anche determinate situazioni offensive. Perché francamente mister è sembrato l'unico che avesse il colpo in canna per mettere dentro il giocatore. Non credo, perché Fasolo ha fatto il gol e diciamo sul suggerimento, su assist. sì, ma voglio dire, Fasolo ha fatto una buona gara. Il Calabrese stava facendo bene, l'ho tolto perché era un po' nel mirino dell'arbitro e ho dovuto toglierlo per evitare guai ulteriori. Però ripeto, mi fa piacere che chi è entrato ha dato il suo contributo e anche Marcolina ha fatto questo. Poi è normale, si gioca in 11 e io ho dei giocatori anche davanti importanti, devo fare delle scelte. Io mister sinceramente non ho visto questa gran partita, né da una parte né dall'altra. Ho visto molti errori anche tecnici. Ma diciamo che loro erano parecchio nuovi. Diciamo che c'era anche la tensione, no? Della prima gara, del derby, la volontà di fare bene e subito avere una partita così ti può creare qualche tensione. Ripeto, noi dobbiamo un po' crescere la maturità del nostro gioco, però ho visto dalla panchina, io almeno ho visto delle buonissime cose. Poi c'è anche il valore dell'avversario e diciamo così il pathos di giocare un derby subito alla prima gara. Ti aspettavi di più, no? No, mi aspettavo una prestazione intensa come è stata, una partita combattuta, mi aspettavo di essere a questo punto, avremo bisogno di qualche gara per essere propriamente a regime, per conoscerci ancora meglio e chiaramente da qui in poi mi aspetto un'ulteriore crescita. Tinazzi è andato fuori. Tinazzi è andato fuori perché anche sul fatto del gol ha preso una bella botta e un po' in difficoltà. Per cui sul gol, sul fallo dell'espulsione non è più stato bene fisicamente, ne ha risentito. Infatti era un po' timoroso dopo quel fallo. Sì, infatti era un attimo più prudente nel suo gioco e ho preferito far entrare Monticelli che ha fatto una buona gara. E il clima campionato, mister? Qua bisogna lasciare perdere il fioretto, bisogna dargli spalla. Ma è normale che poi la competizione vera è quella che ti fa crescere veramente sotto tutti i punti di vista, ti fa vedere il carattere dei giocatori, ti fa vedere la mentalità della squadra e credo che noi abbiamo dei margini di miglioramento. Sei soddisfatto comunque di questa partita? Sono moderatamente soddisfatto. Se avessimo portato a casa il risultato che in una competizione dove c'è classifica importante sarei del tutto soddisfatto. In questo caso sono moderatamente soddisfatto. Adesso ti faccio la domanda di recente storia. Romano in panchina. Sì. Ma Romano ragazzo. Romano in panchina dovevo lasciare giovane, devo far giocare un giovane davanti. E dei giocatori davanti ho deciso di lasciare fuori lui e di far entrare dopo lui Marcolin. Per cui questo è. È entrato tra 5 minuti dalla fine. Come? È entrato 10 minuti dalla fine. È entrato 10 minuti dalla fine perché gli altri stavano facendo bene. Per cui d'altra parte poi ci sono quelli che giocano che ti danno le risposte sul campo. Poi quando ho visto calare Fasolo che ha corso molto. Anche Issa si è dato molto da fare. No, ma Issa ha giocato una buona gara. Magari. No, Issa è un giocatore che magari sul piano del movimento fa tantissimo movimento, è un giocatore molto dinamico, un giocatore che può crescere molto e siamo contenti che sia con noi.
abbiamo rischiato anche di perdere la partita. Fabrizio si è trovato davanti al portiere. Queste partite poi quando vuoi vincerle tutti i cose, perché è normale che poi gli ultimi lui si è buttati in avanti, perché insomma volevamo, la nostra volontà era di portare a casa i 3 punti e da questo punto di vista i ragazzi sono stati incommiabili e credo che l'applauso del pubblico sia dovuto anche a questa volontà che hanno visto di vincere la gara. Poi in queste partite qui rischi anche, perché poi l'avversario non ha più niente da perdere. L'avversario a volte va gestita bene anche l'inferiorità numerica degli avversari, perché noi l'anno scorso in inferiorità numerica abbiamo vinto la partita e abbiamo pareggiato un'altra, per cui può anche succedere. Ripeto, noi possiamo e dobbiamo ancora crescere. Ma, vuoi parlare tu? No. Così, non domande, perché qua abbiamo l'amico Daniele che è molto Sì. più ferrato di me. Io ovviamente ho un occhio meno esperto, ma mi è sembrata una partita molto, molto combattuta sia da una parte che dall'altra, e anche i nostri, sì, insomma c'è stato quel gol che mi è sembrata un po' una svista, mi è sembrato, ho visto che la porta mi sembrava aperta un attimo e ha approfittato. Il gol di loro chiaramente eravamo in anticipo, è stato un malinteso tra il nostro centrale e il nostro portiere e loro ne hanno approfittato. Per quanto riguarda una partita combattuta, i derby sono sempre combattuti, per quello che prima si diceva abbiamo visto qualche errore tecnico di troppo da una parte e dall'altra, è normale, già dai primi minuti abbiamo visto che in campo c'era del nervosismo, no? Certo, È chiaro c'è stato un po' di falli, un po' di ammonizioni. è chiaro che è così, no? Anche la loro espulsione è dovuta più, diciamo, a un eccesso di foga che non a Anche inutile se vogliamo. Ma quella, infatti, quell'espulsione, io ho visto che c'è stata come un'entrata di gamba. Com'è stata quell'espulsione? Il giocatore è entrato in scivoloni, così l'arbitro ha fatto questa scelta, però al di là del fatto che possa essere da espulsione o da ammonizione, è stato un fallo in quel momento della gara per eccessiva foga, no? E devo dire che è stato bravo l'arbitro subito. No, l'arbitro bene. L'arbitro credo che poi alla fine abbia fatto il suo, credo che Per l'espulsione ci sta tutta la vita, perché per entrare là ci sta tutta la vita. e credo che abbia arbitrato in maniera corretta. Ho visto anche un momento, non ho capito bene, c'è stato un momento di tensione in panchina, Sì, un attimo, un mi altro sembrava. l'ho visto. No, ho visto, ha preso una botta in testa, C'era Casella che non ha preso una botta in testa. Perché ho visto l'arbitro che è intervenuto, e il signore rimasto a ha terra, richiamato ma un loro po'. non si sono accorti che lui aveva preso una botta in testa, ma in realtà l'avversario saltando lo ha colpito, per cui non c'è stato, no, da quel punto di vista poi non c'è stato niente di particolare, che sia stata una partita combattuta. Molto combattuta, Molto io l'ho combattuta. vista, insomma, E quello. e anche il mio Coldense ha tirato tante volte in porta, cioè è stata anche un po'. E da quel punto di vista, la partita combattuta per noi va bene ora perché ci fa entrare nel clima di questo campionato. Senti, adesso ci sono praticamente 3 trasferte consecutive, Sì. compresa La partita di quella Capri. di Coppa Italia. Sì, Cosa ti aspetti? io mi aspetto che la squadra cresca ancora. Oggi, ripeto, abbiamo fatto delle buone cose, ma noi sul piano della mentalità e della compattezza del gruppo, compattezza di squadra, durante la gara, dobbiamo ancora fare un passo in avanti. Però quello che ho visto oggi è un buon punto di partenza per le prossime partite, per cui fuori casa o in casa per noi deve essere la stessa cosa. Abbiamo un obiettivo, vogliamo fare un campionato di vertice e tutti insieme bisogna arrivare fino là. Poi ci sarà da combattere come abbiamo fatto oggi fino all'ultimo minuto. Certo, da migliorare sempre. La prossima partita con chi è? Molto probabilmente dovevamo Mercoledì in Coppa molto contro probabilmente il dovevamo Santos. migliorare anche se portavamo a casa i 3 punti. Per Sì, cui, sì, no, certo. per cui oggi questo risultato. Il gol che abbiamo fatto, mister, è una cosa che provate o è No, stata la cosa che una abbiamo cosa fatto è stata un movimento, un taglio che infatti. proviamo, che i ragazzi ce l'hanno nelle corde, noi giochiamo 4-3-3, l'esterno opposto ha tagliato e è stata una bellissima azione. È normale, tu prima mi dicevi di Agostino che il secondo tempo era quello. Aspetta, Agostino chi è? Perché Marcolì lo conosco era quello bene. più ispirato. È anche vero che il primo tempo c'era molta pressione e chi ha giocato il primo tempo ha aperto un po' gli spazi per chi ha giocato il secondo, è chiaro. Ci sarebbe piaciuto portare a casa i 3 punti perché insomma, eravamo in casa, era la prima partita, però questo ci deve dare anche l'esatta dimensione nostra, che dobbiamo ancora fare dei passi in avanti, non ci deve illudere
che sia un campionato Anche facile. la Luparense ha pareggiato oggi 1-1. Cioè, l'Inns ha fatto 2-2 col Mestre, il Belluno ha vinto 4-1 Contro? l'Erico. Con l'Ec. No, Coppa va È Cervini, va, pareggiato. 2-2, pareggio alla fine. Ah, so che sono solo. Va bene. ma allora, Presto, cominciamo subito. stiamo parlando, Esabio di- è la prima partita, stiamo parlando